Venezia Tasting, alle mie spalle grande adesione di pubblico, soci, simpatizzanti, amanti del mondo del vino. Grande impegno di Ice Veneto per questo importante evento, per questa importante manifestazione. Abbiamo avuto il convegno questa mattina con la partecipazione di più di un centinaio di persone sul tema la grammatica del gusto. I menù rappresentano la grammatica del gusto, hanno una loro impostazione e raccontano tantissimo di quella che è la storia della cultura a tavola. Quello che è emerso poi è anche la necessità di lavorare sulla cultura dei menù, sulla cultura del cibo e sulla cultura della carta dei vini, argomenti che forse non abbiamo ancora esplorato come avremmo dovuto fino adesso, per cui ci siamo resi conto che c'è lo spazio per raccontare ancora tanto di questi argomenti. Ci siamo trovati a poter comunque discutere su cose che apparentemente potrebbero sembrare banali, ma poi in realtà hanno un grande senso, perché si è parlato dell'importanza del menù, si è parlato dell'importanza dell'ospitalità, si è parlato come ci si dovrebbe comportare in un ristorante. Se tutto ritorna in una sana normalità che è fatta veramente di cultura, ma anche cultura delle piccole cose, dove in realtà far bere un calice di vino vuol dire principalmente desiderare il sorriso degli altri. Oggi pomeriggio banchi di assaggio e alta formazione con masterclass dedicate al mondo dell'Amarone, del Soave, vini da vitigni rari e anche lo spumante Lessini Durello. Venezia Tasting qui a Treviso, non solo vino, ma una degustazione a tutto tondo. Abbiamo partner legati alla degustazione dei sigari, nonché dei distillati, e si può visitare questa splendida città. Abbiamo immaginato anche un momento ristoro alla Loggia dei Cavalieri con dei cicchetti, tutti di prodotti tipici personalizzati per l'occasione. Quindi non solo vino, ma degustazione, il piacere anche di stare assieme e visitare. Tenetevi sempre aggiornati sulle attività di Ice Veneto, eventi, manifestazioni e anche formazione. Il sito è www.iceveneto.it. Un saluto a tutti.